Sono Giandomenico Fracchia. Quest'anno voglio andare al mare. Voglio portare la famiglia a Varazze. Pensione Oriente, 10 giorni, tutto compreso, 12.000 lire. Adesso vado a fare la prenotazione da un'agenzia di viaggi. Sapete come fanno questi agenti? Tendono a mandarti nei grandi alberghi. Ma io no! Idee chiarissime. Varazze, ambiente familiare, pensione Oriente, tutto compreso, 12.000 lire. L'essenziale è che stia molto calmo. Sono calmissimo. Sono molto calmo e vado calmo. Eccomi. Benvenuto, si accomodi, prego. Sulla poltrona? Sulla poltrona, si accomodi. Si accomodi. Sì. Dunque, no, cosa fa? Cosa fa? Beh, ma scusi. Scusi. Prego. Scusi. No, ma adesso, ma perché? Ma perché? La metto a posto. Si accomodi. Si accomodi. Allora? Ecco, io quest'anno vado a... Come? Me ne faccia la domanda. Ma dove vuole andare? Vado a Varazze, 12.000 lire. Non è per lei. E per chi, È per tutti meno che per lei. Io con 12.000 lire a persona la mando... Alla pensione Oriente. In Oriente, perfetto. Lei è fortunato. Viaggio, andata e ritorno in aereo a Kathmandu. È in Liguria? Oh, è nel Nepal. È vicino al mare, il Nepal. Altissima montagna, 20 gradi sotto zero. 20 gradi? Al sole? Ma non c'è il sole nel Nepal. Giusto, dava fastidio. Allora firmi questo impegno per accettazione del pagamento in 15 giusto. anni e buon divertimento. Mi si sono intrecciate le dita. Ma è il nervosismo. Buon divertimento. È giusto. Ma dove va? Mi dica. Vado a riposare. A riposare? Ma dove, scusi? Ma no, non facciamo confusione. Se ha le gobbe non è un materasso, è un cammello. Chi vuole riposare bene sceglie Enneref. il materasso a molle con la lana. E sarebbe quello? No, non si dorme in piedi. Voglio questo. Enneref. Perché è morbido, perché è elegante. Ennerev, il materasso a molle con la lana.